Mister Mauro Zironelli, primo tempo forse un po' più contratto, ma secondo tempo da grande squadra è arrivato il pareggio subito, poi mantenuto il predominio del campo, e questa è l'analisi giusta? Sì, hanno avuto anche loro nel primo tempo una bella occasione, mi sembra con Papo, e poi un altro intervento, poi per il resto non abbiamo subito, abbiamo avuto una grande reazione facendo gol subito e poi con pizzico di fortuna si poteva anche portare a casa, però una partita di sostanza contro, come aveva detto una squadra in salute come il Mestre, però noi stiamo dimostrando di saper ribattere colpo su colpo e di continuare a fare pian piano un passetto alla volta. Posso chiederle cosa è successo nell'episodio poi dell'espulsione? Ma no, ero ancora un po' arrabbiato per il rigore del primo tempo dove il nostro portiere l'ha parata e poi l'ha buttata fuori e quindi non, mm, mi era sembrato non solo a me ma a tutta la panchina che avesse appunto fatto il secondo intervento del nostro portiere mettendola in calcio d'angolo perché è rimasta lì. Loro purtroppo hanno visto un fallo che non c'era perché l'attaccante praticamente si è buttato contro le mani del portiere che aveva preso il pallone, quindi io l'ho vista così e niente, poi c'è stato l'ultimo intervento lì dove ha detto che ho detto qualcosa che non andava e mi ha buttato fuori. Grazie.